Allora, una delle debolezze dell'Unione Europea è la politica estera. Nelle grandi crisi internazionali, penso all'ultima, quella dell'Ucraina, Bruxelles non riesce a confrontarsi da pari a pari con giganti come gli Stati Uniti, la Russia o la Cina. Di Lady Ashton, il ministro degli esteri europeo, si sono perse le tracce da tempo. Voi avete una ricetta? Cosa proponete per risolvere questa situazione di debolezza conclamata? Deve nascere l'Unione Politica Europea, questo è il problema. Noi dobbiamo fare in modo di mettere insieme paesi che decidono di rinunziare alle proprie sovranità, ma mettersi insieme per costruire un paese unito, un grande paese. Si parla sempre di questa grande Europa, ma in realtà poi sono la sommatoria di stati che rivendicano ognuno le sue posizioni. Teniamo ancora la sede a Strasburgo, per capirci, e non solo quella di Bruxelles, sprecando un sacco di soldi perché dobbiamo dare un contentino alla Francia che deve tenere a casa sua per campanile una sede. Allora, ecco, non è così che ci andiamo a volte. È ovvio che nel momento in cui ti confronti con altri paesi, con grandi paesi che non sono paesi ovviamente diversi dall'Europa, è chiaro che paghi questo scotto, ma lo stiamo vivendo anche nella gestione del fenomeno dell'immigrazione. Qui c'entra l'Italia, ma c'entra anche l'Europa. L'Italia con una mancanza assoluta di autorevolezza. Io devo dire, il ministro dell'Interno, che era ministro dell'Interno a ottobre, quando c'è stata quella drammatica tragedia, vi ricordate, le 300 bare a Lampedusa, è ministro dell'Interno anche oggi quando c'è l'altra tragedia. Per la verità c'è una tragedia al giorno a Lampedusa, a Pozzallo. Dico, queste sono le grandi tragedie. Cosa fa? Oggi ti dice dobbiamo ribaltare i tavolini, ma poteva farlo in questi 8 mesi. Bene, nel frattempo il commissario europeo Malmström dice di avere scritto una lettera per dire cosa dobbiamo fare. Non si parlano nemmeno. E allora è chiaro che se fai così l'emergenza, quello che deve unire questi paesi, alla fine li divide. Dobbiamo stabilire se Lampedusa è la porta della Sicilia, dell'Italia, dell'Europa. Fino ad oggi è stata la porta della Sicilia, perché sono sbarcati in Sicilia gli immigrati, ma poi alla fine l'Europa e l'Italia le abbiamo visto solo al momento della tragedia. Allora noi dobbiamo fare in modo, ed ecco la proposta, perché vede, a ogni cosa che rileva l'Italia dei Valori, contrariamente a Grillo, fa anche la proposta. Noi prevediamo, primo, che le vite umane vadano salvate e quindi bisogna garantire a queste persone di arrivare vive sulla nostra terra. Secondo, bisogna applicare le leggi. Chi ha diritto di stare nel nostro paese ci rimane, chi non ha diritto di stare nel nostro paese va rimpatriato, possibilmente vivo e non morto. Terzo, bisogna aprire un corridoio umanitario per fare in modo che chi sbarca in Sicilia sbarca in Europa, e in Europa ci assumiamo la responsabilità di questo fenomeno, non possiamo far finta che non esiste. Vedete, tutto questo significa fare Europa insieme, fare un'Europa politica e non fare a scaricabalie. Se oggi il problema ce l'hai tu, te lo tieni, quando capiterà a me poi vediamo, o se io sono più forte impongo la mia linea. È chiaro che però devi mandare in Europa dall'Italia soggetti in grado di fare la propria parte e in grado di essere autorevoli e farsi rispettare. Fino ad oggi così non è stato.